Giovani, buongiorno, buona domenica a tutto quanto e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, è gratis. Waiu, vi chiedo una semplicissima cosa: date hype al video e commentate in tantissimi, facciamo tornare questo algoritmo in hype. Allora, signori miei, dopo Ghila è sfumato ufficialmente, a quanto pare, anche Calaini. Waiu, bene, Waiu, benissimo veramente, è allucinante veramente. Cioè, io continuo a ribadire, sì, qualcheduno dovrà pure uscire dai ranghi, no? Del Napoli, ma se Manna in questo momento si sta facendo i cazzi suoi, vabbè, lasciatemelo dire, e De Laurentiis idem, cioè sembra che in questo momento in casa Napoli si stanno facendo tutti i cazzi suoi, e questa è una cosa che sinceramente mi inizia a preoccupare. Va bene che è il centenario, che dobbiamo organizzare la festa, dobbiamo organizzare questo, dobbiamo organizzare quell'altro, a un certo punto però mi fermo e dico: ma non è che stiamo facendo una stronzata qua, perché i giocatori non arrivano, i giocatori non entrano e non escono. Io inizio a essere preoccupato. Va bene che il calciomercato è iniziato da pochi giorni, però cazzo, tu vedi Milan che domani massimo dopodomani chiude per Ghila, l'Inter che ha saltato direttamente l'approccio con Calaili, è andato direttamente a trattare con l'Unione Saint-Gilloise, cosa che il Napoli non fa, perché il Napoli prima vuole trovare l'accordo con il giocatore per capire, secondo me, quanti soldi gli deve dare al giocatore, e poi dopo va a contrattare, perché se Guaglione dice: no, io voglio 4 milioni a stagione, no, sei fuori budget, allora io non ti prendo, perché poi io inizio a pensare così, per questo questi ci vogliono trovare prima l'accordo con il giocatore e poi con la società. È stata fatta la stessa cosa con Ghila, con Ghila secondo me è stata fatta la stessa identica cosa, cioè vengo lì, contratto con te, ti do 3 milioni e mezzo, a quanti cavolo erano questi soldi, poi arriva il Milan 5 milioni, è normale che Ghila va a Milano, è normale che quello va al Milan, perché dice: al Milan mi offre di più, io vado là, sono più sicuro, anche se gioco l'Europa League a me non me ne frega niente, prendo più soldi. Poi parliamone, perché prima per giocare la Champions League la gente si buttava nel fuoco, mo basta che prende qualche milione in più, va a giocare pure in Serie B. Cioè questo è il valore dello sport, questo è il valore dello sport che diamo oggi, i giocatori che danno oggi al valore dello sport, va bene? Ma boh, poi tralasciando questo, perché sennò farei un video che dovrebbe durare 20 ore sto video, ma boh, preferiscono andarsi a giocare l'Europa League e non la Champions League. Poi anche che l'approdo di Allegri non è un grande appeal per il Napoli, ci sta Waiu, perché tu quando hai Conte, bene o male Conte ti porta a vincere, perché Waiu, Conte comunque bene o male, con tutti che ha lasciato Sfracelli a Napoli, perché li ha lasciati, possiamo dire quello che ci pare, ma Sfracelli a Napoli li ha lasciati, perché Waiu, De Bruyne 6 milioni, Lukaku 6 milioni, Gillard Lucca 33 milioni, Beukema 32 milioni, Noah Lang, Waiu, i giocatori ti ha fatto accattare, quindi Waiu, sì, potete difenderlo quando vi pare, perché ci ha portato scudetto, ci ha portato la Supercoppa, quello che vi pare, però al finale Waiu, cioè Beukema lo dovresti vendere, perché lo vogliono vendere, da quello che si evince vogliono vendere Beukema, vabbè, Beukema lo vuoi vendere, e Rafa Marin non sai perché deve essere testato da Allegri, Waiu, dai, poi si ritorna lì che ti viene un Nathan di turno, che al Betis sta facendo benissimo, se non sbaglio gioca ancora al Betis, ha fatto delle stagioni veramente importanti il ragazzo. Questo è quando io vi dico che bisogna dare fiducia a questi giovani ragazzi, perché bisogna dare fiducia, ma boh, no? Che anche se fa una partita di merda, tutto fango addosso e tutto ma boh. Io mi sono visto un attimo la probabile formazione, e di Vergara io non ne vedo, di Alisson non ne vedo, cioè di che cazzo stiamo parlando? Di Neres non ne vedo, bisogna vedere anche questo, perché qui si parla di un McTominay, De Bruyne, Højlund. E la fantasia in questa squadra chi ce la mette? Quello che ti salta l'uomo dove sta?
Cioè, queste sono cose che uno ci dovrebbe pensare, Che dice, io ho preso Allegri, va bene, tu hai preso Allegri, già che a me non mi piace Allegri, per amore di Dio. Ma io forse lo capisco De Laurentiis, perché lui dice, ma facciamo una cosa, lo ha fatto la Juventus andando a prendersi Allegri e vincendo 3-4 scudetti a filo. Quante cazzo ne ha vinti? 5 di fila Allegri? Quanti ne ha vinti? 5 se non sbaglio, 5 scudetti a filo. Se non sbaglio, poi ci sta che io mi stia sbagliando, ma mi sembra che abbia vinto 5 scudetti a fila con la Juventus, Massimiliano Allegri. Vabbè, vi ripeto, ci sta che io mi stia sbagliando, e siano 4 non 5. Coppa Italia, Supercoppa Italiana. Quindi secondo me De Laurentiis si è fatto questo ragionamento, l'ha fatto la Juventus, quindi lo facciamo anche noi. Ma quella era tutta un'altra squadra, era tutto un altro gioco, voglio. Ora, ma pure se noi guardiamo il mondiale, voglio, ieri sera Paraguay, ci ha missionato un po' che ci metteva in culo la Francia, o Capo Verde all'Argentina. Non esistono più le squadre cuscinetto, non esistono più squadre che giocano solo difensivamente. Allegri e Conte sono rimasti indietro anni e secoli. A così è. Voi potete dire quello che vi pare, ma è così. Io spero di sbagliarmi, spero che mi faccia ricredere il buon Massimiliano Allegri, ma staremo a vedere. Staremo a vedere, signori, staremo a vedere, vedremo un po' cosa ne dirà il padre tempo, come si dice? Padre tempo, mi pare che si dice. E in questo momento so solo le uniche cose che io so, che i due obiettivi principali che voleva Massimiliano Allegri sono sfumati al 100%, perché qualcuno ha detto ma Gila non ha ancora firmato con il Milan. Ragazzi, ma c'è l'accordo con la Lazio, il ragazzo già c'ha l'accordo con il Milan a 5 milioni per 5 anni se non sbaglio. Il Milan si è mosso subito e ha capito, il Milan vuole rifondare il Milan. Perché? Perché a Milano c'è un'area pesante, a Milano c'è un clima fra i tifosi e la società dopo quello che è successo la passata stagione. A 2 giornate dalla fine eri in Champions League, ti sei trovato ad andare in Europa League, forse anche per non colpe di Allegri, forse Allegri ha fatto un po' come Conte, la squadra ce l'aveva in mano, poi l'ha persa di mano questa squadra, no? Dopo la Supercoppa Italiana. Ci sta, in effetti a Genoa io sono stati venduti tanti giocatori, ma lì oramai il giocattolo si era rotto, la squadra giocava per i cazzi sua, e questo secondo me è successo un po' ad Allegri, che Ibra ha messo un po' di zizzagni a giro, Ibra andava dai giocatori e gli diceva guarda che lui ti vuole vendere, guarda di qua, guarda di là, è successo questo. Quindi staremo a vedere. Io vi ripeto, l'unica certezza che noi abbiamo in questo momento è che Gila e Calaini sono 2 obiettivi principali del Napoli che sono sfumati clamorosamente, proprio sfumati alla grandissima, e questo è un peccato, perché tu poi, vabbè, lascio fuori il lato politico, perché almeno se no, vi ripeto, dovrebbe durare 20 minuti sto video, 20 ore sul lato politico del giocatore Calaini, vabbè. Però cazzo, cioè, non riesce a chiudere una trattativa, non riesce a fare, ma Neapolis, ma noi dobbiamo vendere, e va bene, ma le cessioni, quando le inizi a fare le cessioni? Quando è che ti inizi a sedere al tavolo per iniziare a imbastire le cessioni? Quando? A fine ritiro estivo? Quando oramai i giocatori sono quelli e tu non puoi mettere nessun componente al roster? Cioè, boh. Sapete che mi ricorda? Mi ricorda un po' il Napoli di Garcia, ma boh, quando De Laurentiis disse questa squadra la può allenare chiunque, sono fortissimi, 10° posto. Ecco, non vorrei che si faccia lo stesso errore di non andare a rinforzare la rosa nei punti dove manca un centrocampista, manca un attaccante, perché se Lukaku tu lo dai via e dai via Lucca, un attaccante di riserva ti serve. Io non penso che Lukaku rimanga a fare la panchina, per come ha detto il fratello Jordan, non penso, perché chi si stanno inguaiati, questi hanno fatto un bordello allucinante, va bene? E quindi bisogna vedere e bisogna capire. Non è semplice, credetemi, non è semplice. Però ecco, se tu Napoli aspetti di iniziare a fare le cessioni, quando poi le cessioni tu ancora non le hai fatte, ancora non hai fatto un cazzo, ancora non ti stai muovendo sul mercato in uscita, perché qui si sta parlando di mercato in entrata con giocatori che dovevano entrare, che poi non sono entrati, lasciatemelo dire,
non sono entrati perché, come ha detto Manna, dobbiamo prima vendere e poi forse qualcuno entrerà. Ma boh. Cioè si parla di Gatti, ma allora tu devi vendere un difensore, devi vendere Beuchema per fare entrare i Gatti. Cioè per il ragionamento che fanno loro, levo uno e metto uno. Per il ragionamento che stanno facendo loro in questo momento, non è questo lo sto facendo io, è il ragionamento che fanno loro. In questo momento lo sta facendo la SSC Napoli. Manna con De Laurentiis stanno facendo questo ragionamento. Che sia giusto o sbagliato questo, poi bisognerà capirlo. Io so solo che, vi ripeto, spero che non siano quelle le magliette che stanno girando su internet, perché cioè, lasciamo perdere. Bello il corsaro, il cavallo, bello tutto, ma per l'amor di Dio, il colletto con quell'oro dentro, l'amore di, è un centenario, andiamo a rispettare anche la tradizione, andiamo a vedere com'era la prima maglia del Napoli, riproponiamo qualcosa che era simile a quella maglietta del Napoli. Vabbè. Signori, qui la vedo nera, quest'anno la vedo veramente nera, poi con Allegri in banchina la vedo ancora peggio. Poi vi ripeto, ci sta che il buon Max mi faccia ricredere incredibilmente, porti lo scudetto, Coppa Italia, tutte cose, Supercoppa no, perché non si gioca più, giocano la prima e la seconda, la vincente del campionato e la vincente della Coppa Italia, quindi sarà va a fa mocca, quindi sarà nuovamente Lazio Inter. Ma boh, vabbè, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate, voglio. Sempre comunque Forza Napoli, io me ne sto andando all'Acqua Park questa mattina, che Diego c'ha un compleanno lì, l'hanno organizzato là. E staremo a vedere, iscrivetevi al canale. Vi ripeto, qua certezze non ce ne sono. Io, tengo parole. Iscrivetevi al canale, sempre comunque Forza Napoli, scusatemi il video un po' lungo, 12 minuti di video, dai con gli hype, dai con i cosi. Sono un po' deluso, sono deluso. Credetemi, quando vai a leggere le notizie, ma il Napoli si fa sfumare in nemmeno 24 ore, è sfumato Chila, è sfumato Calaini, hanno sfumato tutto quanto. Qua sfumano tutti, è un Napoli che dorme. Manna dorme, De Laurentiis dorme, Chiria dorme, e mo va qua pure, che cazzo faccio dice, cioè voglio. Ti fanno passare proprio la voglia, pure di fare i video ti fanno passare la voglia, cioè è assurdo. Detto questo, iscriviti al canale, sempre comunque Forza Napoli, ciao voglio.